Vittorio Spanu, difensore della Torres, oggi sei tornato su questo campo di Tergo dove hai giocato negli ultimi 2 anni per questa gara amichevole contro il Porto Torres, la prima vittoria stagionale della Torres, sebbene in una gara non ufficiale. Come l'hai vista dal campo? Abbiamo giocato una partita molto aggressiva al primo tempo, potevamo creare molto di più, magari sbagliando di meno negli ultimi passaggi, però va bene così. Si è vista una Torres che è venuta fuori alla distanza, forse era prevedibile, però si è aspettato un po' prima di trovare questo gol. Sì, giustamente anche loro sono stati bravi difendendo, però poi abbiamo trovato gli spazi giusti per trovare il gol. Tu sei un difensore, stai cercando di conquistarti questo posto in squadra perché siete ancora tanti, siete tanti giovani. Come vi trovate tra di voi? Tra di noi ci troviamo bene, però tutti i giovani siamo molto bravi, quindi dobbiamo dare il massimo per conquistarci il posto. C'è competizione? C'è molta competizione. C'è molta competizione, però è un gruppo comunque solido. Sì, è un gruppo molto solido che pian piano, più andiamo avanti, più ci stiamo compattando sempre meglio. Allora, grazie e in bocca al lupo anche a te per questa stagione. Grazie, crepi il lupo.